Un vecchio modo di dire recita piuttosto che niente è meglio piuttosto e per il presidente regionale della Confesercenti il bilancio provvisorio dei saldi partiti il 4 gennaio è positivo. Come da nostre previsioni, bene, benino forse è meglio dire, nel senso che avevamo previsto un calo abbastanza leggero, entro il 5 e il 7%, cosa che si è verificata. Le situazioni, precisa Brunetta, sono differenti a seconda delle aree e del tipo di negozio e di struttura che viene presa in considerazione. Naturalmente si può differenziare i saldi del centro storico di Venezia rispetto a quello di Mestre o rispetto alla terraferma, le megastrutture eccetera, però in generale noi siamo soddisfatti vista la situazione. Scendendo nel particolare, quest'anno sono andate meglio scarpe e borse rispetto al resto dell'abbigliamento. Inevitabilmente anche questa volta le grandi strutture l'hanno fatta da padrone a danno dei negozi dei centri storici, una tendenza che è difficile da arrestare o anche solo da rallentare. La gente va in questi posti non solo per comprare, per approfittare del saldo, ma anche per passarsi il pomeriggio. È chiaro che dopo, quando tu catalizzi migliaia di persone, le porti via dal centro storico, no, crei uno spostamento, uno sbilanciamento notevolissimo, irrecuperabile. La soluzione, spesso invisa alle amministrazioni dei comuni, è quella di permettere alle persone di arrivare in macchina il più vicino possibile ai centri cittadini, concedendo al limite la possibilità di soste brevi. Un altro problema dei negozianti dei centri è rappresentato dai lavori da cantieri che spesso durano molti mesi, se non anni. I lavori naturalmente quando si protraggono per tanto tempo creano dei disagi notevolissimi e purtroppo anche su questo noi possiamo suggerire la tempistica, la viabilità, però sono disagi che veramente provocano danni.